Qui diciamo il rugby è di casa, la cultura rugbistica ha le sue radici, quindi il posto perfetto per portare l'alto livello del rugby italiano. Treviso, capitale italiana del rugby, dunque sarà di nuovo Monigo a ospitare i Sei Nazioni Under 20. Edizione 2025 presentata a Palazzo Rinaldi dai vertici della Federazione e della Lega e da una rappresentanza degli azzurrini che a Treviso esordiranno il 7 febbraio contro il Galles. Questo è il futuro del rugby italiano, qui stiamo portando i nostri atleti in un palcoscenico diciamo internazionale dove vedremo i futuri campioncini crescere e magari a brevissimo portarli nella nazionale maggiore. Le aspettative per la nazionale italiana sono alte, stiamo lavorando duramente con un gruppo di qualità e che ha voglia di far vedere di che pasta è fatto, ha spiegato il capo allenatore dell'Italia Under 20 Roberto Santamaria. Prima gara in trasferta a Edimburgo contro la Scozia venerdì, poi il doppio turno con Galles e Francia a Treviso dove il sostegno dei tifosi non mancherà e dove a fare gli onori di casa sarà il Benetton, prima squadra italiana a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions Cup. Ovviamente cercheremo di dare tutto il supporto come abbiamo sempre fatto e di mettere nelle condizioni questa nazionale di esprimersi al meglio, anche perché evidentemente Treviso ha sempre dato, diciamo così, dei segnali importanti e ospitandoli abbiamo visto che i risultati tutto sommato sono venuti, quindi speriamo bene anche per quest'anno. Siamo pronti a una sfida che sarà sicuramente difficile ma che onoreremo al meglio mettendo in campo il frutto di tutto il lavoro fatto in queste settimane di preparazione, ha assicurato il capitano dell'Under 20 Giacomo Milano. Per i giovanissimi atleti una vetrina importante, per gli osservatori l'occasione di vedere all'opera i nuovi talenti della palla ovale. 5 in tutto le partite in cui sarà impegnata la nazionale italiana, le ultime 2 a Bath il 7 marzo contro l'Inghilterra e di nuovo a Treviso il 14 marzo contro l'Irlanda. Farlo a Treviso dà anche un senso, un movimento che cresce, sta crescendo, questo per le squadre di vertice, ma anche per un movimento che ha alla base grandi valori e dei ragazzi che si impegnano tutti i giorni per migliorarsi e per competere contro squadre internazionali.